a Valle di Cadore un bambino di 3 anni è morto per cause ancora da chiarire. Sotto shock il paese, il sindaco parla di una tragedia pazzesca. Voleva far esplodere il condominio in cui vive nel Padovano, ma per fortuna il suo piano non ha funzionato. 47enne fermato dalla polizia per strage. Giuramento stamane del nuovo esecutivo giallorosso. Gobbo è un governo di emergenza tra due forze che rischiano di implodere al loro interno. L'autonomia è un governo che guarda alle regioni del sud. Fotomontaggio apparso sul profilo Instagram del coordinamento studenti medi di Padova che mostra l'assessore Donazzana con una svastica insanguinata sulla fronte. Sono scossa, dice, è un'istigazione all'odio. Crack popolari, la denuncia di un risparmiatore che non riesce a completare sul portale telematico l'iter richiesto dallo Stato per ottenere il rimborso. Dopo la truffa racconta, ora lotto con la burocrazia. Incidente stradale all'ora di pranzo lungo la A4 in direzione Milano, in zona Padova Est, un tir si ribalta, chiuso il tratto di autostrada, code interminabili fino a sera. Romeo Menti, ex campione di Torino, Vicenza e Fiorentina, è stato ricordato oggi a Vicenza in occasione del centenario della sua nascita. Nipoti e pronipoti lo hanno celebrato nella casa dove è nato. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano, lo avete sentito dai titoli, la tragedia che si è consumata nel Bellunese, un bambino di 3 anni è morto stamattina a Valle di Cadore. Il piccolo, secondo le primissime notizie, avrebbe lamentato dei mal di pancia stamattina, poi la situazione è precipitata, tutto il paese è naturalmente sotto shock. Un bimbo di appena 3 anni è morto stamattina nella sua casa a Valle di Cadore. Le cause sono ancora da accertare. Una tragedia pazzesca, dice commossa la sindaca di Valle Marianna Hofer, che ha appreso la notizia da una dipendente comunale. Il suono prolungato della sirena dell'ambulanza dell'ospedale di Pieve di Cadore alle 8 di questa mattina verso la casa dove il piccolo viveva con la mamma e mezz'ora dopo l'arrivo dell'elicottero di Treviso Emergenza ha fatto subito presagire il dramma. Secondo quanto riferisce la sindaca, il bambino da ieri lamentava dolori di pancia. Se ne erano accorte le suore dell'asilo dove Marco Dell'Ongo era arrivato per la prima volta e forse questa concomitanza potrebbe avere sviato l'attenzione. Il malessere sarebbe proseguito per tutto il giorno, ma non al punto da allarmare la mamma. La situazione invece sarebbe precipitata all'improvviso stamattina. La madre ha chiamato la centrale operativa del 118 di Pieve di Cadore e l'intervento dell'ambulanza è stato tempestivo. Vani i tentativi dell'anestesista che ha cercato senza riuscirvi di rianimare il piccolo. Subito sono stati informati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della mamma e informato la procura di Belluno. Il corpicino del piccolo Marco è stato trasferito all'ospedale di Belluno per l'esame autoptico disposto dalla magistratura, che ha aperto un fascicolo al momento per atti relativi. Gli accertamenti dell'anatomopatologo stabiliranno le cause del decesso. Sembra che da oltre un anno il piccolo Marco era seguito per questi improvvisi mal di pancia, di cui non si riuscivano a trovare le cause. Dolore, sgomento e incredulità a Valle di Cadore, dove la famiglia del bambino è conosciuta. Lo vedevo spesso a passeggio col nonno, dice Marianna Hofer, che ci ha riferito lo shock dell'intera comunità. E adesso con la cronaca nel Padovano, voleva far esplodere il condominio in cui vive, ma per fortuna il suo piano non è riuscito, fermato per strage un 47enne. Un padovano di 47 anni è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di strage, un reato molto grave, e la vicenda, che risale alla scorsa settimana, ha dell'incredibile. L'uomo infatti avrebbe acceso il gas nel suo appartamento in affitto in zona brusegana con una serie di accorgimenti affinché il condominio esplodesse davvero. Una strage evitata anche con un po' di fortuna. Una donna, passando davanti a questa porta, quella dell'appartamento, ha sentito un forte odore di gas e ha chiamato i vigili del fuoco. Una volta entrati, pompieri e poliziotti hanno trovato tutte le finestre ermeticamente chiuse, il tubo del gas con un piccolo taglio perché uscisse lentamente, una tenda vicino alla porta perché l'odore si propagasse più piano, gli elettrodomestici staccati e, particolare inquietante, una candela accesa nella stanza più lontana dalla cucina. Degli elementi che dimostrano in maniera inequivocabile la volontà di fare un disastro. Pensiamo che avevano chiuso le bocchette di aerazione di presa d'aria della cucina, aveva fatto un piccolo foro sul tubo in modo che la fuoriuscita fosse lenta e che desse la possibilità al gas di saturare completamente l'ambiente prima di raggiungere la candela che era stata lasciata accesa nella stanza più lontana dalla cucina.
12 gli appartamenti del condominio e secondo la relazione dei pompieri tutti hanno rischiato veramente grosso. L'uomo non era in casa ma da alcune ore ad Abano, dove secondo gli inquirenti si stava costruendo un alibi partecipando a un torneo di scacchi, sua grande passione. Lui ha fatto tutto con calma, ha assaggiato la porta in modo di dargli anche secondo noi la possibilità di raggiungere comunque i compagni di scacchi che lo aspettavano ad Abano per fare una partita, per fare delle partite e questo l'avrebbe costruito, cercava che fosse anche il suo alibi. Quanto al movente, per la squadra mobile sarebbe da cercare nei difficili rapporti con i vicini. Il fermo è stato convalidato dal GIP e il 37enne è attualmente al carcere Due Palazzi di Padova. Un'accusa, quella di strage, che se dimostrata sarebbe davvero molto grave. E adesso vi facciamo sentire la testimonianza della vicina di casa dell'uomo che venerdì notte ha tentato di far esplodere l'intero condominio. Saremmo tutti morti. Aveva messo la candela, così hanno detto questi qua, i primi qua. A me una candela in camera, con aperto e tagliata la gomma del gas. Rosanna abita nel palazzo che venerdì sera ha rischiato di saltare in aria per il piano criminale di un condomino che fortunatamente è stato sventato. Lei verso le 19:30 stava rincasando ma si è trovata davanti polizia e vigili del fuoco e l'intera struttura transennata. La salvezza degli abitanti di questa via, a pochi passi dall'aeroporto Allegri, è stata una coppia che abita al piano terra del condominio. Insospettiti da un forte odore di gas hanno chiamato i soccorsi. Nel palazzo tutti conoscevano quell'inquilino, in molti avevano avuto diverbi con lui. La stessa signora Rosanna ci mostra un esposto presentato in questura poco tempo fa dopo essere stata aggredita dal 47enne. Aggredita, mi aveva anche spintonato, buttata giù dalla scala. Non si poteva parlare assieme. Ma avrebbe mai pensato che potesse arrivare a tanto? Ma no, cercavamo delle volte di aiutarlo. Il piano dell'uomo era accurato e avrebbe potuto distruggere anche le altre abitazioni a fianco al suo condominio. Taciturno, spesso scontroso, i vicini temevano le sue reazioni ma non pensavano potesse arrivare a pianificare una strage. Era un po' che non si vedeva, era una persona che andava via, tornava, non si sapeva niente, si chiudeva tutto dentro, non lo apriva mai. La politica adesso con il giuramento questa mattina davanti al Capo dello Stato Sergio Mattarella dei ministri che formano il nuovo esecutivo a trazione Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Nasce così il governo giallo-rosso, o per meglio dire Conte bis, con la presenza di 7 donne e di un veneto della vecchia guardia dei 5 Stelle. Si tratta di Federico D'Inca, nuovo ministro dei rapporti con il Parlamento. Intanto il governatore del Veneto Luca Zaia torna a farsi sentire sulla questione autonomia, dicendo è un abbraccio mortale che nasce passionale, oltre che la prova provata di quello che abbiamo sempre detto, un'alleanza molto discutibile, continua il governatore del Veneto. E sulla questione autonomia è intervenuto anche il nuovo ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che prima di giurare davanti al Presidente della Repubblica ha detto: faremo l'autonomia rispettando la Costituzione. Ci sono già punti di incontro con il Presidente Conte. E del nuovo esecutivo giallo-rosso ha parlato anche un leghista della vecchia guardia, Giampaolo Gobbo. È un governo del sud e per il sud e non certo un governo per il nord. Giampaolo Gobbo risponde così quando gli si chiede cosa succederà all'autonomia con il nuovo esecutivo giallorosso, un governo che secondo l'ex segretario nazionale del Carroccio non guarda alle regioni del nord. È un governo che non può essere certamente un governo che rappresenta il nord dell'Italia o le regioni diciamo del nord e non solo, e quindi io credo che questo sia un governo di emergenza e credo anche che sia fra due forze politiche incompatibili fra loro che credo stiano anche internamente implodendo entrambe.
Intanto in casa leghista massima fiducia per il leader Matteo Salvini. In quest'anno e mezzo Salvini con il centrodestra è riuscito a portare a casa tutte le regioni del nord, la Sardegna, la Sicilia e altre regioni del sud, e quindi credo e ha dimostrato che determinate situazioni si possono anche fermare e quindi riportare l'Europa a più miti, diciamo, consigli, parlo di immigrazione. E adesso una storia che ci riporta a parlare del crack delle banche popolari. Protagonista un risparmiatore che dopo la delusione per la truffa, la rabbia per il percorso legale, ora c'era la speranza per quello relativo al rimborso dallo Stato. Bisogna parlare però all'imperfetto perché siamo già ad una nuova ennesima delusione. Sentiamo che cosa è accaduto. Ho tentato l'accesso al portale, ma è difficile. Un calvario senza fine. È quello dei risparmiatori delle banche venete che dopo aver lottato inutilmente per ottenere il rimborso dalle stesse stanno lottando nei tribunali per ottenere giustizia ed ora si trovano a lottare anche con la burocrazia, che nello specifico è rappresentata da questo sito relativo al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Aperto dal 22 agosto e con scadenza improrogabile a febbraio, doveva agevolare il percorso per quanti, non riuscendo ad ottenere i soldi dalle banche ora liquidate, saranno in parte rimborsati dallo Stato. Il verbo giusto è però avrebbe dovuto, perché al momento per chi si è misurato col portale si è trovato davanti ad un vero e proprio muro telematico. Per Massimo Pasqualini l'esempio eclatante è un documento richiesto che deve essere portato a Banca Intesa. Ci domandano una documentazione con dei moduli da consegnare presso la banca per avere i titoli richiesti e dei quali la banca si rifiuta di darci tutto il materiale richiesto. Quindi è un... Perché dice di non poterlo fare perché si prenderebbe delle responsabilità. Si percepisce chiaramente lo sconforto di questo risparmiatore che si è appoggiato al suo legale per avere giustizia anche per questo. La prima impressione purtroppo è pessima, il portale è realizzato in modo inadeguato, spesso si blocca, dà dei messaggi di errore assolutamente incomprensibili e impone di ricominciare la procedura da capo e quindi insomma non sarà assolutamente facile riuscire appunto a ottenere l'indennizzo. Insomma, questa procedura annunciata come semplice e veloce in realtà sembra sempre più per i risparmiatori truffati l'ennesimo muro di gomma. Obiettivamente prima forse si atteggiava un sorriso credendo di dover, anche se la corsa era lunga, arrivare a un fine, ma adesso proprio c'è la nebbia totale. Diversa e certamente più caustica la lettura che dà l'avvocato Moschini. L'impressione è che appunto il sito sia stato realizzato in maniera estremamente complicata, che la procedura sia molto difficile proprio per non renderla alla portata del risparmiatore medio. Sarebbe veramente un qualcosa di scandaloso se non si volesse consentire ai risparmiatori di ottenere l'indennizzo. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzani in un fotomontaggio appare con una svastica insanguinata sulla fronte per protesta contro la sua annunciata partecipazione alla festa nazionale di Casa Pound a Verona. L'immagine è apparsa sul profilo Instagram del coordinamento studenti medi di Padova. Sentiamo la reazione di fronte a questa foto proprio della diretta interessata dell'assessore Donazzani. Sì, a me ha fatto rabbrividire vedere quell'immagine perché sfregiare il volto di una donna, il mio in particolare, è qualcosa che ti tocca, non ci si abitua neanche quando si fa politica, neanche quando ti attaccano sotto tanti punti di vista. Io non ho paura della satira, mi diverte, non ho paura degli attacchi politici quando sono quelli di un avversario che argomenta con posizioni diverse dalle mie, ma sono indignata, sono veramente anche scossa perché quel che è stato fatto da questi studenti è un'istigazione alla violenza, all'odio e nei confronti di una donna. Ora, siccome in tante altre occasioni ho visto lanciare anatemi contro questi soggetti, quelli che picchiano le donne, quelli che violentano le donne, quelli che le sfregiano, io mi aspetto durezza nei confronti di questi signori. Signori non sono, io li ho già denunciati. La cronaca, incidente stradale questa mattina lungo la A4 in direzione Milano, all'altezza della zona di Padova Est, un mezzo pesante si è ribaltato, lunghe le code che si sono formate.
Forse un malore o una distrazione, un camionista è uscito di strada ed è finito dentro il giardino di un'abitazione. L'incidente è accaduto questa mattina in via Molinetto a Maserada sul Piave. Una fuoriuscita autonoma. Il mezzo pesante, dopo aver abbattuto la recinzione della casa, si è infilato fra gli alberi, fortunatamente fermandosi a poca distanza dall'abitazione. Ferito il camionista, un cittadino bulgaro di 50 anni. L'uomo è stato portato in ospedale per essere medicato. Sul posto gli uomini del SUME 118 e i vigili del fuoco. Sempre nella mattinata 3 auto si sono scontrate all'altezza di un sottopasso in via Salvatronda a Castelfranco Veneto. 4 persone sono rimaste ferite, tutti giovani, nessuno in gravi condizioni. 2 auto si sono scontrate frontalmente, la terza è finita a qualche metro dalle altre, capovolgendosi in mezzo alla carreggiata. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine. I 4 giovani sono stati portati in ospedale. Gravi disagi alla circolazione, il sottopasso è stato chiuso per diverso tempo per permettere il soccorso dei feriti e la rimozione dei mezzi. Sul posto, vigili del fuoco di Castelfranco e le ambulanze del 118. Il servizio che avete appena visto era relativo a 2 incidenti accaduti tra la mattinata e il primo pomeriggio nella Marca trevigiana. Cercheremo di mostrarvi anche l'altro sinistro accaduto invece in autostrada a Padova. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale per parlare della crisi della Wanbao ACC di Mel, che vi abbiamo anticipato già ieri sera. Le notizie si sono concretizzate nell'assemblea in fabbrica. L'azienda rilevata 5 anni fa dalla società di proprietà del governo cinese ha annunciato di chiudere i battenti e in fabbrica è calato il gelo. Non c'è pace? No, non c'è pace. Non è giusto, penso, anche per noi, perché ormai da tanto tempo. Avevate fiducia 5 anni fa? Credo di sì. Parlano sempre, poi non. Queste sono le conclusioni. Le 14 sono passate da una manciata di minuti qui davanti ai cancelli della Wanbao ACC di Mel. Si respira grandissima amarezza, grande tristezza tra i lavoratori che ieri durante l'assemblea con le rappresentanze sindacali hanno appreso le drammatiche notizie che da qualche ora già nella giornata di ieri avevano iniziato a susseguirsi, e sul futuro di questa storica fabbrica di Mel incombe ancora una volta l'incubo della chiusura scongiurato 5 anni fa dopo l'ingresso di Wanbao, che ricordiamo è di proprietà pubblica della Repubblica Popolare Cinese. È stato un po' improvviso, è stata un po' una notizia improvvisa, anche se l'aria un po' si sentiva un po' dentro che non era più. Siamo ancora da capo. Alla fine come 5 anni fa, o anche peggio, perché comunque minacciano la chiusura. È proprio una situazione un po' pesante, infatti anche ieri affrontare le 8 ore dopo quell'assemblea è stata dura. C'è da pensare. Non è mai da finita, perché c'è da pensare alle famiglie, siete quasi in 300 ancora qui dentro. Tutti con le famiglie e anche in 2 a lavorare qua. Non ci sono parole, non ce ne sono. È una bella botta. Molto brutta. Traffico e inquinamento in Rio Novo a Venezia, il settore trasporti dell'Asco, ma ha riscontrato incongruenze e anomalie nei dati forniti dall'ARPAV. Sentiamo allora di che cosa si tratta. Dopo le polemiche e le proteste delle scorse settimane per l'elevato inquinamento in Rio Novo, le categorie del trasporto merci hanno rilevato che alcuni dati forniti da ARPAV presentano delle incongruenze che vanno evidenziate. Nel redigere queste relazioni, che in alcuni orari, tra le 19 e le 21, ci sono dei picchi molto alti, i quali non corrispondono con i passaggi dei mezzi da trasporto. Questo evidentemente ci ha fatto pensare, anche se in realtà i dati rispetto all'anno scorso nello stesso periodo sono diminuiti, cioè quindi l'inquinamento è diminuito in virtù del fatto che l'ordinanza prevede un senso unico. Detto questo, però, questi dati, come dicevo prima, hanno delle incongruenze, quindi riteniamo che non siano proprio i trasportatori i reali responsabili di questo inquinamento, ma forse bisogna andare a trovarlo da altre unità, da altri elementi che possono inficiare nei dati che ARPAV ha relazionato e stilato.
I dati pubblicati restituiscono i livelli della centralina collocata in Rio Novo, evidenziando solamente il picco massimo durante la giornata. Di qui una richiesta specifica. Non ci sono solo dalle 19 alle 21, ci sono anche orari della mattina molto presto che non ci vedono, o se non in piccolissima parte ci vedono nell'effettuare il trasporto, nell'effettuare questo percorso all'interno della città. Quindi è chiaro che chiediamo in modo piuttosto trasparente la verifica puntuale di questi dati, per non vederci, come dire, accusati dell'inquinamento che in questo momento la città sta subendo. Sul tavolo con l'amministrazione ci sono già alcune proposte. Sperimentare delle colonnine dove le imbarcazioni possono in qualche modo, avendo un dispositivo da dover inserire nell'imbarcazione stessa, collegarsi a queste colonnine e poter usufruire della gru elettrica senza inquinare. E adesso vi mostriamo la giornata nera vissuta questa mattina lungo la A4. Le corsie dell'autostrada A4 all'altezza di Padova Est in direzione Milano vuote, in lontananza solo i mezzi di soccorso a far da barriera. Un'immagine surreale perché in questo tratto, sempre molto trafficato, quotidianamente transitano decine di migliaia di veicoli. Questa è la situazione all'ora di pranzo, pochi minuti prima, intorno alle 12:30, un mezzo pesante che trasportava bottiglie di vetro si era ribaltato. Eccolo in lontananza. Il conducente del tir è rimasto leggermente ferito, ma l'intero carico si è riversato sull'asfalto. Sul posto la polizia stradale che ha deviato il traffico. Gli automobilisti diretti verso Milano sono stati costretti ad uscire al casello di Padova Est. Il tratto autostradale è rimasto chiuso, così come il casello in entrata per circa 3 ore. Le code hanno superato i 10 km di lunghezza. Intorno alle 15:30 l'autostrada è stata completamente sgomberata dall'imponente quantitativo di cocci di vetro e il mezzo pesante ribaltato è stato rimosso. Solo allora Cave SPA, che gestisce quel tratto di autostrada A4, ha annunciato la riapertura in maniera graduale e solo dopo alcune ore la coda tra Padova Est e Spinea, che nel frattempo aveva raggiunto i 13 km, è stata smaltita. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta. I sondaggi dicono che sono sempre di più gli italiani che scelgono il mese di settembre per trascorrere le vacanze estive. Noi siamo andati a Jesolo per vedere se è proprio così. Spiagge meno affollate, giornate soleggiate ma fresche, prezzi vantaggiosi sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre più italiani a scegliere settembre per le ferie estive. Stando ad una ricerca SVG per Confesercenti, aumentano i nostri connazionali che vanno in vacanza in questo periodo, 6,6 milioni, 400.000 in più rispetto allo scorso anno. Il 63% sceglie il mare, di questi la maggior parte opta per le località del bel paese, tra cui Jesolo, dove questa mattina in spiaggia c'erano ombrelloni aperti, villeggianti stesi a godersi l'ultimo sole o a fare il bagno. Ovviamente c'è anche risparmio economico poi. Tra l'altro le giornate sono quasi migliori adesso forse. Sì, sono delle giornate bellissime. Bellissimo, secondo me è il periodo migliore. Chi può che venga a settembre. Se uno vuole più tranquillità sicuramente settembre è meglio. C'è meno gente, meno confusione. C'è meno confusione. Abbiamo fatto un po' di lago, adesso un po' di mare e lunedì si torna a lavorare. 100 anni fa nasceva a Vicenza Romeo Menti. Oggi ex giocatori, tifosi e appassionati si sono ritrovati davanti alla sua casa per ricordarlo. 5 settembre 1919, 5 settembre 2019. 100 anni fa in questa casa in via Legione Antonini a Vicenza nasceva Romeo Menti, ex campione del Torino, del Vicenza, della Fiorentina e della nazionale italiana, scomparso prematuramente nella strage di Superga il 4 maggio del 49. A ricordare la sua nascita si sono ritrovati proprio in via Legione Antonini ex giocatori, tifosi e amici. Quello alle nostre spalle è il caffè, quello che era il caffè Menti, che è stato un esercizio che prima come osteria poi come caffè per 50 anni ha gestito la famiglia Menti.
5 fratelli, 3 avviati sulla strada del calcio, Romeo e Umberto, quelli arcinoti, e poi 2 sorelle, Giulia e Ina. E qui, sempre in questa via che delimitava la fine dell'allora Vicenza, che i giovani menti giocavano a calcio. Qui sorgeva il primo stadio, poi sostituito nel 1935. Qui giocavano a calcio lui coi fratelli coetanei e poi alla fine degli allenamenti della prima squadra andavano a giocare nel campo dei grandi e hanno cominciato così. C'è tanta storia da raccontare, comunque il papà ha sempre avuto nel cuore questo ragazzo, perché poi è morto giovanissimo, e poi questo legame con Berto Menti, che è stato un grande allenatore del Vicenza per parecchi anni. Romeo Menti, prodotto del vivaio biancorosso, a tutt'oggi detiene il primato di giocatore più giovane ad esordire in prima squadra. Era l'8 settembre del 1935 e Romeo aveva solo 16 anni e 3 giorni. Questo di ricordare i 100 anni della nascita di Romeo Menti è un'iniziativa culturalmente apprezzabile, storicamente validissima, e sono fiero che questo sodalizio, al quale con orgoglio appartengo, quello degli ex biancorossi appunto, ne sia l'autrice e la firmi sostanzialmente. A Romeo Menti, oltre allo stadio di Vicenza, sono dedicati altri 3 stadi a Castellammare di Stabia, Montichiari e Anereto. Tra i record di Romeo Menti c'è anche quello di aver segnato l'ultimo gol del Grande Torino contro il Benfica, il giorno prima della tragedia. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Un nuovo impulso fresco proveniente dall'Atlantico entra in azione sul nostro territorio. Il tempo dunque risulterà perturbato nella giornata di venerdì 6 settembre, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo spiccatamente instabile, come vediamo, con piogge e temporali localmente anche forti, e non si escludono delle grandinate. Le temperature inoltre tenderanno a calare e le minime insomma saranno comprese tra i 15 e i 21 gradi, le massime invece risulteranno comprese tra i 23 e i 26 gradi, dunque un clima lievemente più fresco. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo peggiorerà anche qui con precipitazioni che si faranno via via più diffuse in giornata e localmente potranno essere anche intense. Anche in questo caso le temperature saranno in lieve calo, le minime saranno comprese tra i 17 e i 20 gradi, le massime tra i 24 e i 26 gradi. Situazione identica sul Trentino Alto Adige, dove la perturbazione investirà anche la nostra regione, con piogge un po' dappertutto. Temperature minime sui 16 gradi, massime oscillanti invece tra i 23 e i 24 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.